Eccoci in diretta con l'approfondimento con la CGIL. Oggi ospiti in studio con me Sara Pasqualin, segretaria SPI CGIL Treviso, e Stefania Macchione, operatrice del patronato Inca della zona del Montebellunese. Buongiorno, grazie per essere con noi. I temi di oggi sono le pensioni, le novità, se ci sono, lo chiederemo proprio a voi rispetto appunto a questa nuova legge di stabilità, e poi parleremo dello sciopero che CGIL e UIL hanno indetto il 29 novembre, sindacati divisi sostanzialmente, appunto, che hanno chiamato poi lo sciopero CGIL e UIL a scendere in piazza il 29 novembre. Sciorineremo i vari temi del perché sono tante le tematiche sul tavolo. Partiamo però dalle pensioni. Sara, chiedo a lei, facciamo un attimo il quadro delle aziende, come sta la provincia in questo senso, cosa cambia con questa nuova legge di stabilità che è in fase di approvazione? Sì, allora, la provincia in realtà siamo in una fase un po' di, anche Treviso è coinvolta un po' da crisi aziendali, nel senso che quello che sta succedendo soprattutto nel settore della moda, quindi del tessile, e nel settore dell'industria del metalmeccanico si sta riversando anche su molte realtà del nostro territorio, perché abbiamo delle crisi importanti, tanto che anche Treviso nell'arco dei primi 9 mesi del 2024 ha avuto un aumento della cassa integrazione. Fate conto che nei primi 9 mesi abbiamo utilizzato quasi 12 milioni di ore di cassa integrazione sulla provincia di Treviso, che era l'equivalente del valore del 2023, quindi vuol dire che negli ultimi 3 mesi, nell'ultimo trimestre dell'anno, potrebbero ancora salire, e questa è una situazione che ci preoccupa molto, perché poi cassa integrazione, generalmente azienda in crisi, in difficoltà, vuol dire riorganizzazione interna, vuol dire uscite anche programmate per tanti lavoratori, per tante lavoratrici, e vuol dire anche disoccupazione, insomma, con aumenti dei tassi di disoccupazione. Abbiamo un piccolo schema riassuntivo, insomma, che ci dà il colpo d'occhio su quanto ci stava dicendo, giusto? Sì, no, sì, adesso in realtà questa situazione di crisi, c'erano grandi aspettative sulla legge di stabilità per il discorso delle pensioni, nel senso che molti di noi dicevano ok, visto che è una situazione e visto che questo governo si è preso anche l'onere di dire che avrebbe messo mano alla riforma delle pensioni, alla famosa legge Fornero, ci aspettavamo che ci fossero appunto una serie di aperture in quest'anno, visto che l'anno scorso non c'erano state, e invece ci troviamo con l'accesso alle pensioni che ha più o meno le stesse caratteristiche. Adesso Stefania poi mi darà una mano anche ad illustrarla, perché lei è molto più tecnica di me su questa partita, però ha le stesse caratteristiche di fatto del 2023, fermo restando che nel 2023 coloro che hanno avuto accesso alla famosa formula di pensione anticipata sono veramente pochi rispetto a quella che è la platea dei lavoratori che abbiamo appunto a livello nazionale e anche a livello locale. E facciamo vedere per questo uno schema che ci avete dato. Stefania. Sì, allora questo schema rappresenta più o meno quelle che sono le percentuali anche attuali delle uscite pensionistiche, delle possibilità che ci sono. Di fatto l'ordinaria, quella che occupa la maggior parte di quella torta, è la legge Fornero, quindi vedete che comunque è ancora la legge che ci manda in pensione. Tutto il resto, l'opzione donna, l'APE sociale, la quota 103, sono strutturalmente inesistenti, perché si tratta di sperimentazioni che vengono rivalutate, riproposte, rifinanziate di anno in anno proprio con la legge di bilancio. E il precoce, lo conosciamo così, rimarrà tale fino al 26, non sappiamo come cambierà, e l'usurante ha un accesso talmente limitato che non fa media, in realtà si tratta di casi veramente isolati. La legge di bilancio che noi leggiamo oggi, la proposta che entra, è esattamente una riproduzione di quella che era la situazione nel 2023 per il 2024, quindi si tratta ancora di legge Fornero, si tratta ancora di eventuale rifinanziamento di un'opzione donna che non è più un'opzione
accessibili, perché le condizioni soggettive sono talmente restrittive che si parla di o aziende in crisi iscritte a tavoli di contrattazione registrati, piuttosto che l'assistenza a un familiare disabile, piuttosto che una disabilità propria, quindi sono veramente molto restrittive, come l'APE sociale, quindi anche l'eventuale apertura che si spera in aziende in crisi che stanno chiudendo per persone che non sono in grado di rioccuparsi, viste le grandi casse integrazioni, non ci sono, insomma, quindi ci sono solo riproposte con finanziamenti inferiori, naturalmente, perché la coperta è sempre corta. La coperta è sempre più corta. Io tornerei sullo schema che stavamo vedendo per fare un attimo il punto delle varietà anche rispetto alle ai vari tipi di pensione, dalla vecchiaia all'anticipata alle altre opzioni, se possiamo un attimo fare il punto. Poi abbiamo una telefonata che arriviamo subito. Allora, fondamentalmente in pensione si va in Italia in due modi, o con la vecchiaia, quindi oggi 67 anni almeno di età e almeno 20 anni di contributi, e questa è quella che conosciamo un po' tutti quanti. In alternativa, se voglio andarci prima, devo avere, se sono donna, 41 anni e 10 mesi di contributi, oppure se sono uomo 42 e 10, con una finestra di 3 mesi per accedere al trattamento pensionistico. Questo è il sistema Fornero, non c'è altro. Per chi ha il primo contributo dopo il 1996 ci sono altre alternative, ma oggi ancora non si va in questo modo, quindi sono eventuali opzioni. APE sociale purtroppo si parla di 63 anni e 5 mesi, aumentato rispetto al requisito del 23, con almeno 30 anni o 36 di contributi, quindi, e condizioni restrittive di cui parlavamo prima, quindi la disabilità propria piuttosto che l'assistenza a un familiare disabile, oppure è un lavoro particolarmente pesante, oppure la disoccupazione terminata senza altri ammortizzatori sociali a cui poter accedere, e un'età in cui il rientro nel mondo del lavoro è quasi impossibile. Poi abbiamo un'opzione donna, che è un'opzione che ormai parla di 61 anni, riducibili a 59 in virtù di 2 maternità e non di più, 35 anni di effettiva contribuzione, quindi non c'entrano disoccupazioni, e le stesse condizioni restrittive di cui parlavamo con l'APE sociale, quindi disabilità propria, assistenza a un familiare disabile, piuttosto che la disoccupazione, ma in questo caso è da un'azienda in crisi iscritta ad un tavolo di contrattazione. In Veneto non mi risulta che ce ne siano. Allora sentiamo la telefonata, buongiorno. Con chi parliamo? Buongiorno. Buongiorno, Francescone Elisabetta da Verona. Buongiorno signora Elisabetta, ci dica. Ecco, io volevo sapere per cortesia se dal 1° di gennaio la pensione dell'INPS viene rivalutata conforme all'inflazione. Chi risponde? Allora, in linea teorica sì. Perché ci sono io nuovi... io non prendo una pensione superiore a 4 volte al minimo, prendo una buona pensione, ma non 4 volte al minimo, tutto qui. Lì bisogna valutare appunto cosa passerà con la legge di bilancio, però in linea teorica sì, ci dovrebbero essere delle rivalutazioni proporzionali come ci sono state negli anni scorsi. Ovviamente non possiamo dare una risposta precisa in questo momento perché si tratta di proposte che entrano e che non sono state ancora approvate, quindi in linea di massima presumiamo di sì, però... No, il discorso è questo, perché io sento parlare di tante cose, tagli IRPEF, tagli su, tagli giù, di pensionati proprio niente, non si sente parlare un bel niente, adesso non per niente, insomma io adesso sono in pensione da un bel po' di tempo, ma è dal 62 che pago i contributi ai sindacati, nel senso, e sto pagandoli ancora volentieri per quello, non è che mi lamenti, però dei pensionati non si parla mai un'EVA, tutti che i soldi pagati per i pensionati, anzi si deve levarli nelle leva. Ecco, è ora da finirla perché mi pare che paghiamo il 23% dell'IRPEF. È giusto che sbassare quelli che hanno 100.000 euro all'anno dei redditi e noi altri pensionati paghiamo il 23% come qui che va a lavorare. Ma qui che va a lavorare io viene rivalutare l'aumento dei contratti e tutto quanto. Mi sono in pensione da 25 anni e mi ha rivalutato un bel niente, anzi che ho perso.
Sì, guardi Questo signora, le rispondo io. Anche i sindacati. No, le rispondo io perché allora noi come pensionati, come SPI abbiamo fatto le battaglie ancora all'epoca per la famosa perequazione, per tentare appunto che la rivalutazione venga fatta anche sulle basi dell'inflazione, per quello che ha detto lei in realtà, perché i pensionati oggi, la pensione che viene percepita è lorda e viene pagata la tassazione, quando in realtà la tassazione è anche stata pagata nel momento in cui uno ovviamente negli anni fa il suo vario percorso lavorativo e versa ovviamente l'IRPEF e quello che ci sta dietro a seconda delle leggi in Italia. È ovvio che io le dico, queste sono proposte di legge, nel senso la legge di stabilità ad oggi mette una serie di pacchetti sul tavolo che devono essere ora votati tra Parlamento e Senato e poi andranno a regime probabilmente entro fine anno, come avviene ogni anno, e poi partiranno nel 2025. Ad oggi sulle pensioni non si sta parlando, è uno dei motivi per i quali la CGIL scenderà in piazza, perché le pensioni vengono sempre dimenticate. Ad oggi sui pensionati lo Stato, il governo italiano continua a fare cassa, perché si continua a chiedere ai pensionati sacrifici, come pensionati e lavoratori dipendenti, perché sono loro che continuano a pagare le tasse, sono loro che continuano a non avere aumenti. Per quanto riguarda i pensionati non hanno neanche la contrattazione, siamo in una fetta di buona parte di italiani nella quale non andiamo a contrattare la rivalutazione, come lei dice, perché appunto nei meccanismi della perequazione addirittura la stanno proprio dimenticando, stanno cercando di non farla, tanto che non so se lei ha letto i giornali, si parla addirittura di rivalutazioni di 3 euro, quindi stiamo parlando anche di cifre veramente ridicole. E quindi i pensionati non hanno la contrattazione. Per quel che riguarda il lavoro dipendente, che cerco di mettere assieme le due cose, anche nel caso del lavoro dipendente i contratti nazionali non stanno rivalutando i contratti e quindi lo stipendio che ogni lavoratore dipendente prende a fine mese in base a quella che è l'inflazione. E noi abbiamo, e ne approfitto, butto subito un dato, un aumento dei costi generali che comunque è un più 4,5% in generale. Quindi vuol dire che è una delle... cioè noi abbiamo una perdita di potere d'acquisto di questa portata qua, cosa che in altri paesi non sta avvenendo, perché negli altri paesi in realtà la perdita, soprattutto Germania e Francia, si aggira attorno l'1% per quanto riguarda la Francia, la Germania attorno loro hanno avuto un po' un calo, però siamo sempre lì intorno al 4%. Quindi vuol dire che l'Italia non sta, tra virgolette, dando risorse a quelli che poi devono anche mantenersi nella loro vita quotidiana. Possiamo dare un consiglio alla signora Elisabetta da Verona per poter trovare poi, una volta approvata questa legge di stabilità, eventuali modifiche a chi si può rivolgere? Sì, allora, la signora, non penso sia più il telefono, però Insomma, ci sta sicuramente ascoltando. E quando sarà fine anno, ci saranno tutti poi i decreti attuativi e partiranno tutte le cose, io le consiglio, lei a Verona, quindi si muova nel territorio di Verona, di andare agli sportelli dello SPI di Verona, insomma, che è proprio visto che lei è anche iscritta al sindacato, rappresenta i pensionati, e che le fanno i calcoli, perché poi abbiamo anche la situazione che in molte pensioni che stanno arrivando il sindacato fa poi le verifiche e si accorge che non sempre, insomma, vengono anche rispettate le attuazioni corrette, le rivalutazioni corrette. Quindi io una verifica a priori la farei, faccio un passaggio nelle nostre sedi e troverà sicuramente dei colleghi competenti che le danno le risposte corrette. Abbiamo un'altra telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno Livio, una domanda semplice per i vostri ospiti. Siamo qua. Posso? Certo. Sì, posso partire? Certo, allora, certo. Sulla perequazione, praticamente una volta data, quando l'inflazione si abbasserà, verrà tolta o ridimensionata? Questa è la domanda. Sara. È una bella domanda, nel senso che in realtà la perequazione era un sistema che doveva, tra virgolette, gestire la questione dell'inflazione. E ad oggi le dico che è un sistema che avevamo trovato negli anni, perché c'era questo pezzo dell'inflazione che era abbastanza cavalcante. Poi non è che
noi non siamo, anche sui contratti a livello nazionale, non si sta ragionando esclusivamente di rivalutazione in base alle questioni dell'inflazione, perché l'inflazione comunque ha avuto sempre delle curve alte o basse, insomma, Certo. ci sono delle dinamiche particolari. In realtà quello che noi puntiamo è il valore del riacquisto del potere d'acquisto, che è quello che dicevo prima. Quindi anche sulle pensioni, su tutti i tavoli ai quali noi partecipiamo, cerchiamo di sottolineare il fatto che le pensioni sono reddito, cioè anche per le famiglie sono reddito, e sono reddito addirittura versato, perché chi è in pensione ha versato i contributi, e quindi è corretto che abbia una dinamica di valutazione e non di perdita di potere d'acquisto, ma di rivalutazione del potere d'acquisto, insomma. Questo non so se le ho risposto. Allora, no, giustissimo, ma allora aspettando le nuove dinamiche e quindi accordi tra governi e sindacati, ok? Posso? Sì, fermo restando che il governo non sta sentendo i sindacati su queste questioni. Sì, ma al di là di questo, visto che l'inflazione, come giustamente ha detto lei, è un'onda, va su e va giù a seconda delle dinamiche mondiali, ok? Domanda successiva, nel passato, io non mi ricordo sinceramente, come ci si è regolati? Quando l'inflazione tornava giù, le precedenti perequazioni venivano tolte, ridimensionate o venivano lasciate? No, le perequazioni dal governo Prodi sono state fatte per un accordo e vengono fatte sulle pensioni. Ad oggi il problema è che non si sta uscendo anche da quel meccanismo lì, tanto che una delle critiche che noi facciamo a questa riforma è che non si parla di pensioni e non si parla di rivalutazione delle pensioni, ha capito? Cioè, quello era un meccanismo che era stato introdotto a fronte di una situazione che tanto che anche l'anno scorso si è recuperato una parte che non era stata data nel passato, tanto che si è anche parlato di una minima rivalutazione, però ad oggi non è un meccanismo che questo governo lo sta attuando. Non so se ha capito quello che le sto dicendo. Ma io capisco il suo ragionamento generale, ma storicamente parlando, anche appunto nel periodo di Prodi, poi quando l'inflazione è andata giù, le perequazioni sono state ridimensionate, tolte o sono state mantenute? No, allora sono state... La rivalutazione è stata fatta in alcune situazioni, l'anno scorso è stato dato qualcosa, quest'anno si parla di non dare niente. Il meccanismo è in piedi, nel senso che allora, ad oggi chi è in pensione non ha una situazione come chi è lavoratore dipendente, che abbiamo i contratti di rinnovo nella quale si mette insieme una serie di cose e si cerca di dare più valore alle retribuzioni. Segretaria, ho capito questo. Ho solo detto, io non so, ad oggi rimarranno quelle 100 e rotti euro che mi sono state date, oppure verranno tolte perché da qui al prossimo fine anno i tassi si abbasseranno con la scusa dell'inflazione, eccetera, eccetera. Sì, ma il meccanismo dell'inflazione oggi non si sta abbassando, non sta dando tanto ma io ho parlato della fine del prossimo anno. Da qui al prossimo anno lei... No, non rida. No, perché... ma lei mi chiede di guardare nella sfera e di dirle cosa succede. Stiamo ragionando su una proposta che sta facendo il governo. No, io le ho chiesto di guardare nel libro della storia, lei ha accennato Prodi, e gli ho chiesto nel periodo che dopo Prodi che è andato giù, sono state ridimensionate, tolte la perequazione oppure è stata mantenuta? Allora, in parte è stata mantenuta, in parte sono state fatte delle rivalutazioni, per esempio quella che è stata fatta anche l'anno scorso, che si parlava di un 4%, poi bisogna spacchettarlo, perché poi in realtà dipende dai meccanismi. Qua oggi non abbiamo la tabella, però in realtà non è quella la rivalutazione totale. In parte è stata fatta, in parte ad oggi, siccome stiamo parlando del 2025, io le sto dicendo che ad oggi non si sta ragionando in quel meccanismo là, tanto che non si parla di rivalutazione della pensione per il 2025, tanto che la CGIL con i pensionati è andata in piazza a Verona a livello regionale, adesso non mi ricordo bene la data, però qua a fine ottobre, non mi ricordo se il 26 o il 28 eravamo in piazza,
per dire al governo bisogna che tenete conto delle pensioni, perché le pensioni non possono essere il gettito, non può essere il bancomat di questo governo assieme ai lavoratori dipendenti, perché sono gli unici che pagano quotidianamente le tasse, perché l'importo che voi avete delle pensioni, perché io non sono pensionata, però l'importo che c'è nelle pensioni ad oggi è un lordo nella quale viene pagata comunque la tassazione, e quelli sono gettiti, entrate sicure per il governo, mi viene da dire, come che è per i lavoratori dipendenti, perché la trattenuta la fa direttamente l'INPS, quindi viene fatta alla base. Ad oggi quello che stiamo dicendo, quello che sto tentando di farle capire, è che non è previsto questo calcolo per il 2025. E infatti proviamo anche a rispondere al signor Livio cercando di fare un po' un quadro delle varie modifiche che possono essere, ne avevamo accennato a inizio di approfondimento, delle modifiche che potrà portare questa legge di stabilità una volta approvata, se sì, quali, insomma, proviamo a dare un quadro generale magari un po' più dettagliato alle persone che ci stanno ascoltando. Sì, per quel che riguarda quello che diceva il signore, possiamo dire poco, perché ovviamente si parlava di un aumento di 3%, del 3%, per cui veramente irrisorio. Per quel che riguarda invece l'accesso pensionistico, le variazioni potrebbero essere sull'aumento della finestra, di questo sentiamo parlare, quindi già per i dipendenti pubblici, già i dipendenti degli enti locali lo conoscono, perché sanno già che nei loro conteggi entra una prospettiva fino a 7 o 9 mesi nei prossimi anni di finestra, cioè di attesa fra il momento in cui una persona raggiunge il requisito contributivo e il momento in cui raggiunge il diritto di percepire la prestazione economica. Quindi sicuramente le finestre. Poi a partire dal 28 presumibilmente, se questa legge viene confermata, dovrebbe partire anche l'aumento dell'aspettativa di vita, cioè con l'aumentare del benessere si presume che ci sia un'aspettativa di vita maggiore e quindi anche l'accesso pensionistico richiede dei requisiti più alti, quindi l'età si dovrebbe innalzare, di solito un mese o due ogni 2 o 3 anni, e il requisito contributivo anche, quindi le speranze non sono al ribasso. E questa è comunque la legge Fornero. Per quel che riguarda invece le misure strumentali, sperimentali legate alle leggi di bilancio, anche qui non è che ci siano grandi prospettive, perché si pensa che vengano confermate le normative o le misure approvate per lo scorso anno, quindi senza aperture, piuttosto degli irrigidimenti su delle restrizioni sostanzialmente, come abbiamo visto passaggio dall'opzione donna come un'opzione effettiva da un calcolo misto ad un calcolo diciamo puramente contributivo, quindi molto spesso penalizzante. Ecco che qui accade anche con la quota 103, che se viene riproposta sicuramente verrà riproposta con un calcolo puramente contributivo, quindi in molti dei casi delle persone che vengono a fare un conteggio da noi è penalizzante. Quindi non mi sento di dire aspettiamoci una legge di bilancio che ci apra delle porte, piuttosto aspettiamoci una legge di bilancio che esce approvata con un consolidamento di alcune restrizioni che vengono dal passato e sicuramente anche per l'aumento di pensioni o altre cose non certo così rassicuranti, insomma. Abbiamo un'altra telefonata, buongiorno. Con chi parliamo? Buongiorno. Niente. Vediamo se riusciamo. È caduta la linea, ci dicono dalla regia, proviamo a ripristinarla e chiediamo al telespettatore o alla telespettatrice che stava seguendo di richiamare. Noi ovviamente ascolteremo le sue domande. Intanto dunque parlavamo appunto di pensioni, parlavamo di sostanzialmente poche variazioni se dovesse essere approvata così com'è questa legge di bilancio. Che sensazioni avete rispetto a questo? Che ci siano grandi aspettative da parte delle persone che vengono a chiederci la consulenza e anche necessità di pianificare nel futuro, sia per i ragazzi e sia per i più vicini alla pensione. Per esempio molto spesso si sente chiedere ai ragazzi se è il caso di riscattare la laurea, per esempio, per arrivare prima alla pensione, ma si ragiona sempre su dinamiche di un sistema che è quello vecchio dei nostri genitori, per cui il riscatto della laurea ti permette di andare prima
in pensione. In realtà oggi non possiamo esserne certi perché non sappiamo innanzitutto come procederanno le normative e anche se sarà conveniente spendere dei soldi per investire su un acquisto di un'anzianità che magari non serve. Quindi è difficile anche per noi aiutare le persone che vengono a pianificare delle loro scelte, per esempio aprire una partita IVA piuttosto che rimanere dipendenti, piuttosto che cambiare lavoro, piuttosto che so, ci sono delle problematiche in famiglia, quindi cercare di risolverle. È ovvio che l'accesso a pensione diventa sempre più lontano e impoverisce sempre di più, quindi non dà grandi aspettative, almeno dall'interno del sistema diciamo così, della consulenza non ci rassicura molto. Insomma. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno, con chi parliamo? Sono Dino da San Donà di Piave. Buongiorno, ci dica. Volevo esporre la mia problematica. Io sono riuscito a entrare quota 100 perché ho fatto i 62 anni a gennaio 2022. Non sono riuscito a fare la quota 63 anni, perché a quello che mi ha detto un sindacato hanno messo in vigore che negli ultimi 36 mesi dovevo avere 18 mesi di lavoro che non avevo perché ero già in disoccupazione. Poi mi sono subentrati dei problemi fisici, mal di schiena, premetto che io ho sempre fatto ristorazione, cuoco, pizzaiolo, cose del genere, giusto? E quindi non si riesce a accedere a una pensione. Lavorare non posso andare a lavorare perché mal di schiena non si riesce a stare in piedi, giusto? Il mio medico è un medico anche della medicina del lavoro e con tutta la documentazione che io presento, facendo delle terapie anche adesso, giusto? Mi dice, io non potrei darti il nulla per poter lavorare perché hai dei problemi che non riesci, non puoi stare in piedi in pratica. Volevo sapere se c'è qualche opportunità per poter avere un po' di pensione, pensione di invalidità, oppure dobbiamo aspettare i 67 anni. Io sono un 60. Sì, allora direi piuttosto giovane per aspettare i 67/68/ non sappiamo quando sarà la pensione di vecchiaia. Allora, è chiaro che per il momento dovrebbero essere 67. Nel suo caso non lo so, presumibilmente sì, ma ovvio che io non le posso dire oggi quando andrà in pensione se non valuto la sua situazione. E quindi parlo in linee generali, quindi nel momento in cui ci sia uno zoccolo di contribuzione di 20 anni, almeno una prima garanzia di accesso a pensione sulla vecchiaia dovrebbe esserci, però bisogna aspettare il secondo requisito, quindi quello dell'età anagrafica, che vedremo quale sarà, perché adesso è 67, però nel momento in cui lei avrà 67 anni probabilmente non sarà più 67, ma sarà applicata l'aspettativa di vita, quella di cui parlavo prima. E poi l'aspetto della malattia o dei problemi di salute è ovvio che aggrava la situazione. Non conosco la sua situazione, quindi non posso darle delle risposte precise. È ovvio che il primo riferimento sono i patronati e quindi sono da approfondire in patronato. Però diciamo che la salute viene trattata da due aspetti. Uno, quello INPS, quindi con l'invalidità civile piuttosto che l'invalidità pensionabile, a condizione che ci siano almeno 3 anni di lavoro negli ultimi 5, e quindi permette di accedere ad una sorta di prepensione che si chiama assegno ordinario di invalidità e che quindi potrebbe compensare la perdita di reddito e quindi aiutare dal punto di vista economico. Questa si basa sui contributi, quindi l'importo che viene erogato sulla base dei contributi versati. Dall'altra parte c'è l'invalidità civile e questa deve superare il 74% per dare origine ad una prestazione economica, a condizione che ci sia un reddito molto basso. Quindi non so se il signore lavori o non lavori, se abbia un'attività alla fine o qualcosa faccia, però di fatto c'è un limite di reddito intorno ai 5.000 circa.
Oppure c'è un altro aspetto che è quello INAIL, quello che tratta invece la malattia o il problema di salute dal punto di vista di conseguenza di un'attività lavorativa e un'usura nel periodo appunto lavorativo. Questo però non dà accesso a pensione, non ci permette di andare in pensione prima, dà eventualmente la possibilità di avere dei riconoscimenti di tipo di sgravi, cioè di compartecipazione alla spesa sanitaria, quindi che so, le cure piuttosto che eventuali aggravamenti sono in convenzione con l'INAIL, quindi magari c'è la gratuità, quindi l'esenzione dal ticket, però da quel punto di vista anche la malattia professionale dà una rendita solo se supera un certo tipo di percentuale che è il 16%. Quindi lì bisogna capire appunto di che tipo di patologia si tratta e come poter intervenire per dare una mano. Difficile rispondere così a distanza senza avere il caso insomma sotto mano. Quindi insomma l'invito a, ovviamente come per la signora Elisabetta, di rivolgersi esatto, per capire nello specifico quali possono essere i cambiamenti. Se siete d'accordo andiamo un momento in pubblicità e poi torniamo con altri temi, altre questioni, a tra poco. Eccoci tornati in diretta fino ancora alle 14:30 insieme per parlare con la CGIL. In compagnia mia ci sono Sara Pasqualin e Stefania Macchion, delle pensioni, delle riforme, delle modifiche alle pensioni che sono contenute nella legge di stabilità in discussione in questi giorni per l'approvazione. Prima ci aveva chiamato un signor Livio, che chiedeva dei vari sistemi di perequazione, se la sua pensione poi nel 2025 sarà rivista in qualche senso. Ne stavamo discutendo durante la pubblicità e forse abbiamo trovato la risposta alla sua domanda, dico. Allora, fermo restando che magari non abbiamo capito bene il senso della domanda, però quello che è stato dato non può essere tolto, cioè volevamo chiuderla così, nel senso che se ad oggi il sistema della perequazione ha dato qualcosa in più sulle pensioni, non è che domani mattina possono togliere quello che è stato dato. Quello che è stato dato rimane, il problema è da qui in avanti cosa arriverà di nuovo. Ecco, fisco e sanità, i temi. Sì, volevamo anche tentare di affrontare altri argomenti oggi perché appunto come dicevamo all'inizio CGIL e UIL procederanno per il 29 novembre ad andare allo sciopero generale, un po' per quello che dicevamo anche all'inizio, nel senso che vediamo in tutta questa discussione che il governo sta facendo con la proposta della legge di stabilità pochi meccanismi per dare fondamentalmente risorse alle persone che oggi hanno bisogno di risorse, di avere qualcosina in più a fine mese. E un meccanismo che viene riproposto anche per l'anno prossimo è quello dello sconto della detassazione, tra virgolette. Io volevo spiegarlo un attimo perché mi dà poi anche il passaggio per dire tutto quello che non sta funzionando a nostro avviso come CGIL. Anche quella cosa lì non è un aumento di risorse per il lavoro dipendente. Di fatto gli si chiede al lavoratore dipendente di tagliare, di avere una detassazione sulla sua contribuzione che noi facciamo ogni mese in busta paga. Questa cosa qui cosa porterà? Porterà che domani mattina ci saranno meno contributi versati, quindi in realtà quei soldi che si vedranno in più nella busta paga io la taglio con l'accetta e la faccio veramente semplice per farmi capire il più possibile. Quel taglio che vedrete in busta paga non è altro che un taglio dei vostri contributi che state versando e che vuol dire che domani mattina nel conteggio delle pensioni che spiegava benissimo prima Stefania sarà difficile vedere, nel senso che togliendo risorse poi ce ne saranno meno a livello del conteggio contributivo. E non solo per me che ho versato, ma anche per i miei figli. Ecco. Perché poi noi paghiamo le pensioni dei pensionati attuali mettendo via la contribuzione in soldoni e poi per i nostri figli resta sempre meno. Quindi effettivamente vediamo appesantirsi le nostre tasche in questo momento, ma a che costi? Quindi su questa cosa cerchiamo di fare un po' un'operazione verità e di spiegarvi bene di fatto quello che viene previsto. Poi c'è l'altro pezzo della sanità che... Se mi permetti Sara, do la linea subito a una chiamata che vedo in linea. Buongiorno, con chi parliamo? Buongiorno, io parlo da Trento. Buongiorno signora. Le volevo chiedere un'informazione. Io ho 66 anni
e ho 11 anni di contributi. Ho la possibilità di avere una pensione anche, non so, a 70 anni, 73, 75? Allora signora, dipende da dove si collocano questi anni di contribuzione, perché se sono precedenti al 1996 non sono sufficienti per andare in pensione. Come dicevo prima, ne servono almeno 20 e bisogna aspettare... No, ne ho sia di precedenti che anche di attuali. Allora purtroppo signora non bastano per andare in pensione. Bisogna raggiungere almeno i 20 anni, però non è detto che magari con una consulenza specifica i colleghi del patronato a Trento non riescono a trovare magari delle caratteristiche particolari della sua situazione che le permettano di accedere magari ad una pensione puramente contributiva con dei computi o con degli spostamenti o con l'apertura di alcune posizioni. Quindi le consiglio di andare dai colleghi e verificare che effettivamente sia così. Ok, ma io le volevo chiedere una cosa, ma non c'è la possibilità che il governo dica lei ha 12 anni di lavoro, 13 anni, le spettano 50, 60, 100 euro al mese e io prendo la pensione per quello che qualcuno per me ha pagato. Se no i miei contributi dov'è che vanno? Vanno persi signora o vanno a pagare, diciamo così, a sostentare le casse dell'INPS. Di fatto potrebbe essere un ragionamento interessante, però non credo molto attuabile, nel senso che quasi tutte le casse pensionistiche non ammettono questo tipo di cosa, nel senso che in Germania lo fanno questo, qui in Italia no, a meno che non ci siano alcune casse lo prevedono, nel senso ma poca cosa. Il requisito è quello di raggiungere un'anzianità minima per poi richiedere la prestazione. Ad oggi non esiste. Come me. Ce ne sono tantissime persone, pensa quanti soldi incassano l'INPS. Lo so, guardi, stamattina ho fatto una consulenza esattamente identica alla sua, una signora aveva 11 anni e mezzo di contribuzione e purtroppo non stava lavorando perché ha smesso per motivazioni varie o per salute o altre cose, ma di fatto non c'è una prospettiva pensionistica attualmente. Viste le modifiche suggerite dalla legge di bilancio attuale, dubito che nei prossimi anni ci sia qualcosa di nuovo in relazione a quello che lei chiede, cioè alla possibilità di richiedere indietro o tutti o parte dei contributi che ha versato. Questo si potrebbe fare? Questo non lo so, io non ho le competenze economiche per stabilire se sia finanziabile o meno questo tipo di progetto. Credo di no, perché altrimenti l'avrebbero già fatto. Signora, grazie mille intanto per aver chiamato, speriamo di esserle state d'aiuto. Noi stavamo parlando poi di fisco ma anche di sanità in vista poi dello sciopero del 29 novembre. Sì, volevo approfittarne insomma di questo spazio anche per parlare del fatto che comunque tra le cose che stanno emergendo, l'altra cosa che emerge abbastanza chiara in questa legge di stabilità è il fatto che da qui ai prossimi anni ci saranno dei tagli abbastanza importanti di risorse alle regioni, alle province e di conseguenza insomma anche ai comuni. Questa partita qua, che in realtà ha una previsione di 5 anni di circa 3 miliardi e 930 milioni, adesso vi do i numeri complessivi, avrà un impatto sicuramente su quelle che sono, siccome le risorse arrivano appunto nei territori, è ovvio che le risorse che arrivano nei territori, mi viene da dire regione piuttosto che provincia, piuttosto che comuni, poi vengono destinati all'utilizzo del welfare territoriale, piuttosto che della sanità, piuttosto che dei trasporti pubblici, piuttosto che... Ecco, sulla sanità, di fatto ad oggi ci troviamo nella condizione che ci sono... Noi di sanità parliamo veramente da tantissimo tempo e stiamo segnalando una forte anomalia, nel senso che abbiamo una situazione della sanità pubblica che sta un po' degenerando, nel senso che da una parte c'è la partita interna della sanità, ovvero degli operatori dentro alla sanità, quindi abbiamo i medici, gli infermieri, le OSS e tutto quello che ci sta dietro, che hanno la necessità di procedere anche loro al loro rinnovo di contratto per prendere effettivamente quello che gli spetta della loro attività lavorativa, che ad oggi non c'è stata una grande rivalutazione, perché abbiamo poi l'esodo di questi lavoratori professionisti che sono al nostro interno degli ospedali che
che si affacciano ovviamente a un'offerta dal privato che è molto più favorevole anche per le loro attività. Scusami, ti interrompo solo dicendo che la legge di bilancio prevede anche un calo del rendimento delle pensioni delle persone che lavorano nella sanità, sia medici che infermieri che operatori appunto della sanità. Quindi la speranza della legge di bilancio questo non aiuta, ecco, solo per... Ecco, perché poi gli argomenti sono veramente tanti. Questa cosa qua cosa porta? Porta, e vi faccio l'esempio semplicissimo, anche qui per essere molto chiara, porta che la persona, in una popolazione che abbiamo tassi di invecchiamento che stanno salendo, quindi ci troviamo nelle condizioni che sempre più spesso, soprattutto le persone un po' più anziane, hanno necessità di avere un servizio di assistenza, che sia assistenza sociale ma anche assistenza sanitaria, si trovano a dover andare in un ospedale, in una struttura pubblica che non sempre dà i tempi di risposta e le modalità che servono, perché abbiamo liste d'attesa molto lunghe, abbiamo situazioni in cui non riescono a fare gli interventi in tempi brevi, per cui la persona cosa fa? Per avere una risposta al suo problema va nel privato. Questa cosa purtroppo, se da qui in avanti andrà in questa modalità qua, ci abituerà sempre di più che per curarsi, per la nostra salute, noi dobbiamo usufruire delle risorse personali e non abbiamo un sistema sanitario pubblico che funziona. Io l'ho fatta veramente semplice, ma per farvi capire un'altra motivazione per la quale vogliamo scendere in piazza, ovvero il fatto che si sta destrutturando un sistema di sanità pubblica a favore di una sanità privata che è permessa solo di chi se lo può permettere, cioè che è accessibile solo per chi effettivamente se la può permettere. E mi sa che chiuderemo con una telefonata e salutiamo chi ha il telefono. Buongiorno. Buongiorno, c'è qualcuno? È caduta la linea. Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno signora, ci dica, telegrafica, siamo in chiusura. Io volevo sapere, sì, io ho 66 anni, però ho 17 anni fatti, ma io posso dare in pensione con la vecchiaia di 67 anni? 17 anni di contributi, immagino. Sì, penso di sì. 67 anni di contributi. Allora, 67 anni di età? Sì, allora io ripeto la risposta che ho dato alla signora che ha chiamato prima, che magari la signora non ha ascoltato. Certo. Di fatto la situazione va valutata soggettivamente, nel senso che dipende da dove si collocano complessivamente questi anni di contributi. Quindi se sono solo 17 non bastano per andare in pensione con il sistema ordinario. Però io sono ferma ancora del 92. E allora, con i formatini io sono ancora ferma. Esatto, io questo le dicevo, nel senso che se si collocano prima del 96 e al 92 magari la possibilità di andare in pensione c'è. Quindi ad oggi questa normativa non è stata scavalcata, quindi esiste ancora la possibilità di andare in pensione con i 15 anni con queste deroghe, però deve verificare se il suo caso rientra in questi. Quindi vada ad un patronato per verificare se effettivamente il suo caso rientra in queste deroghe. Ho capito. Va bene, grazie dell'informazione. A lei. Grazie. Grazie Buona a lei. giornata. Abbiamo un minuto per la chiusura. Come possiamo concludere questo intenso approfondimento? Ne approfitto per dire una cosa velocissima. Il 23 novembre saremo in piazza a Piazzetta Botterra a Treviso per la giornata contro la violenza sulle donne. Ci sarà CGIL, CISL e UIL e quindi rinnovo l'invito per chi sarà in piazza quel sabato mattina a dare un segnale forte. Non abbiamo avuto il tempo di parlarne, però anche quella è una situazione che ci sta particolarmente a cuore a noi della CGIL, ovvero la violenza sulle donne deve finire. Dobbiamo veramente creare una cultura nella quale non ci siano queste situazioni e dove appunto dobbiamo andare in piazza per ribadire il concetto che una donna è un essere umano come un uomo. E l'ho chiusa. L'altra cosa, il 29 c'è questo sciopero generale, alcuni temi li abbiamo affrontati oggi, altri ci saranno, spero, altre occasioni per affrontarli. Abbiamo parlato di rinnovi di contratti, abbiamo parlato di sanità pubblica, abbiamo parlato di fisco, di regole di fisco, perché noi siamo un paese nei quali si paga la tassazione più alta e non tutti pagano le tasse. Le risorse ci sono, le risorse si possono reperire nel nostro Stato, solo che questo governo
sta prendendo una direzione sbagliata, nel senso che va a prenderle, le destina da altre parti invece di destinarle a quella che è la fascia più debole della società. Quindi noi il 29 CGIL assieme alla UIL sarà in piazza e ci sarà sciopero generale. Io spero veramente di coscienza che ciascuno valuti il suo ruolo individuale nel sociale, nel collettivo, e soprattutto se non facciamo sciopero perché noi tutto sommato stiamo bene, sappiamo che il futuro che stiamo dando ai nostri giovani è un futuro sicuramente molto più complicato e sicuramente molto più difficile. E con questo ringrazio le mie ospiti Sara Pasqualin e Stefania Macchion per essere state in nostra compagnia, aver cercato di dare delle risposte a questi temi che, come avete visto, sono temi caldi e di stretta attualità. Grazie intanto per essere stati con noi fino a questo punto. A tutti l'augurio di una buona giornata. Arrivederci.